Concorso in bancarotta fraudolenta, un altro guaio giudiziario sul governo regionale siciliano presieduto da Raffaele Lombardo, per il quale proprio oggi la Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. L'assessore all'economia Gaetano Armao è indagato nell'ambito della vicenda collegata all'istanza di fallimento che la Procura di Palermo ha presentato nei confronti della PEA, una società mista tra aziende del gruppo Falck e Amia, l'azienda per l'igiene ambientale del comune capoluogo dell'isola. Istanza a sua volta strettamente connessa al progetto mai realizzato ma costato qualcosa come 44 milioni di euro, per non fare nulla o quasi, di costruire un termovalorizzatore nella discarica di Bellolampo. La PEA è l'acronimo di Palermo Energia Ambiente, avrebbe dovuto pagare i creditori e fra tutti avrebbe privilegiato senza titolo proprio Armao, avvocato amministrativista, autore di alcune consulenze e pareri legali per il gruppo Falck e per un periodo anche all'assessore all'energia, dunque il settore in cui operava la PEA. Erano già indagati con l'ipotesi di falso in bilancio 7 ex amministratori della PEA che oggi è in liquidazione per aver iscritto nei bilanci spese inammissibili e inattendibili, secondo la tesi sostenuta dal procuratore aggiunto Ignazio De Francisci e dal PM Calogero Ferrara. Nell'elenco delle uscite della società ci sono anche quelle per spese 2006 dello studio Armao, che salgono a 102.000 euro per un ricorso presentato nello stesso anno e a 479.000 euro come legali nel 2009. Il reato di bancarotta fraudolenta può essere contestato anche se la società non è fallita, basta la semplice istanza di fallimento dei PM. Se il gruppo Falck, che nei giorni scorsi ha preannunciato la propria intenzione di pagare i debiti, dovesse tener fede alla promessa evitando la procedura concorsuale, tutta la situazione dovrebbe essere rivalutata e anche la posizione dell'assessore del governo di Raffaele Lombardo.